Performance multimediale dell'attore regista padovano Tony Andretta dal titolo L'intervista impossibile a Giandomenico Tiepolo. L'evento si è svolto a Milano all'Expo 2015 nello spazio espositivo della Regione Veneto. La performance è stata curata da Gianna Marcato dell'Università di Padova con la consulenza scientifica di Livio Billo e la multivisione di Francesco Lopergolo per la regia di Tony Andretta, iniziativa realizzata con il contributo del Comune di Mirano. Una rappresentazione in cui attraverso il format dell'intervista impossibile Giandomenico Tiepolo, interpretato dallo stesso Andretta, risponde alle domande di una giornalista sulla sua vita di pittore, sui rapporti tra pittura e società, commentando le sue opere in cui emerge netta la sua predilizione per i ceti più umili della società, per gli emarginati come contadini e servi. A questo riguardo emblematico è il ciclo pittorico della sua appartata amata Villa Tiepolo di Zianigo nell'entroterra veneziano vicino a Mirano. In essa, infatti, libero dalle esigenze di una committenza, vengono riassunti quei temi delle realtà contadine e della cronaca quotidiana, quali la passeggiata e il mondo nuovo, che testimoniano per l'appunto il farsi strada di un nuovo e diverso atteggiamento, sia estetico che etico, maturante nella consapevolezza, forse già illuministica, di una crisi irreversibile in cui il mondo vecchio alla fine del Settecento si dibatteva senza più speranza.